virus avanza in Calabria, 426 casi registrati oggi, muore un 52enne di Cetraro ricoverato a Corigliano Rossano, protesta dei medici del pronto soccorso di Cosenza, a Catanzaro malattie infettive, tutti i posti occupati. Indagine conoscitiva della Procura della Repubblica di Cosenza che invia i NAS in ospedale e all'ASP per verificare l'organizzazione nella gestione dell'emergenza Covid. I sindaci del Vibonese in piazza per sostenere la battaglia per dire basta al commissariamento della sanità. Manifestazione del movimento Diamo voce alla Calabria per una sanità migliore, siamo stanche di essere commissariati senza ottenere risultati. La protesta dei medici di base: non abbiamo dosi di vaccino sufficienti per far fronte alle richieste dei pazienti. Sempre meno passeggeri sugli autobus che viaggiano vuoti, l'allarme dell'Amaco, le nostre casse sono vuote. Buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, diamo i numeri del coronavirus perché vi diciamo che oggi in Calabria il virus continua ad avanzare, 426 casi registrati, c'è anche un nuovo decesso, un 52enne di Cetraro ricoverato a Corigliano Rossano. Tornano a salire i contagi in Calabria, oggi 426 positivi su 3.313 tamponi effettuati. In totale le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono 9.119, quelle negative 298.678. Restano Cosentino e Reggino le aree più colpite, mentre in risalita anche Catanzaro. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 109 a Cosenza, 71 a Catanzaro, 13 a Crotone, a Vibo Valentia 32, a Reggio Calabria 201. Aumentano i ricoveri ospedalieri, 298 in reparto, mentre sono 21 in terapia intensiva. E medici ed infermieri e OSS in servizio presso il pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza hanno chiesto un incontro con la direzione generale dell'azienda ospedaliera per lamentare la situazione che si vive all'interno del reparto. Decine di pazienti affetti da Covid che stazionano per giorni nelle sale di osservazione perché non ci sono posti nei reparti dedicati. L'atavica carenza di personale rende impossibile in questo momento di particolare difficoltà a lavorare senza effettuare turni massacranti e rischiando più del dovuto. Dottoressa Panizzoli, buongiorno, sono Federica Messineo, uno dei medici, dei poveri medici messi in croce che lavorano in pronto soccorso. Avrei tanto il piacere insieme a tutti i colleghi, insieme agli OSS e agli infermieri di conoscerla e di incontrarla. 8 medici invece che 22, 39 infermieri di cui 9 destinati ad altre mansioni invece che 46. Solo 14 OSS in servizio. Anche questo è un bollettino e racconta la guerra che si combatte ogni giorno al pronto soccorso di Cosenza. E se già anni fa si parlava di carenza di personale, figuriamoci adesso, con il Covid che riempie interi reparti, spodestando le altre patologie. In questo momento ci sono una quarantina di pazienti Covid positivi che necessitano di ospedalizzazione. Non siamo nell'ambito dei pauci sintomatici di cui sicuramente avete sentito parlare. Pazienti che restano 3 giorni, 4 giorni, perché comunque i reparti che finora hanno dato disponibilità al ricovero sono anche quelli saturi, quindi l'obiettivo era quello di istituire nuovi reparti, dotarli di personale medico e paramedico e continuare ad accogliere i pazienti. Questo meccanismo si è inceppato, probabilmente la responsabilità di chi è? Sicuramente la prima è il direttore generale, per prima del direttore generale e poi a cascata di tutti gli altri. Il personale all'interno dell'azienda c'è, ma non si capisce bene per quale motivo non può essere chiamato a lavorare, qualcosa per cui ognuno di noi viene pagato a fine mese. Non sono fake le immagini in circolazione di ambulanze in attesa e di stanze che sembrano un lazzaretto. L'ospedale ha chiuso i battenti a telecamere e microfoni. Aiuto! Aiuto! Aiutatemi! Aiuto! Ma il disagio si tocca con mano sotto la sede dell'azienda ospedaliera, dove medici e infermieri attendono un confronto con la direzione.
scusatemi, noi abbiamo proposto alla dottoressa Panizzoli che entri la dottoressa Federica Messineo e un medico del pronto soccorso non è un delinquente. La situazione non è come quella di marzo-aprile, la situazione è molto peggiore rispetto a marzo ed aprile. Nel primo periodo pandemico noi abbiamo avuto degli accessi Covid, ma diciamo di molto inferiori rispetto alla situazione attuale. E anche all'interno noi avevamo qualche malato Covid che stazionava per il breve tempo delle indagini preliminari e poi veniva smistato presso i centri diciamo specializzati, chiamiamoli così. La seconda ondata non è certo una sorpresa, salvo che per qualche negazionista, ma è riuscita a cogliere impreparata la sanità calabrese. Adesso non resta che trovare soluzioni e nel più breve tempo possibile. L'attesa è stata vana, nel senso che il commissario Panizzoli non ha potuto ricevere medici e infermieri del pronto soccorso, impegnata in una videoconferenza con il prefetto e poi per la presenza dei NAS negli uffici della direzione generale, ma a ricevere la delegazione è stato il direttore sanitario Francesco Zinno, che ha informato attraverso la dottoressa Messineo e l'infermiere Nardi del SUL che da domani al quarto piano del DEA, nei pressi della cardiologia, saranno approntati 20 posti letto Covid e altri 10 saranno disponibili nei locali che ospitavano la rianimazione nel Plesso Vecchio, in stanze che attualmente ospitano un ambulatorio di dialisi. Dunque, la maggior parte dei pazienti in transito al pronto soccorso, al momento 33, troveranno una sistemazione adeguata per restare in osservazione e ricevere le cure in una condizione più umana per se stessi e per chi deve occuparsi di loro. Inoltre, attraverso manifestazioni di interesse, da domani saranno operativi 6 medici nel pronto soccorso e 2 nei prossimi giorni. Queste rapide procedure permetteranno di avere a disposizione a breve tempo anche infermieri e OS. Per questi ultimi non è escluso che si attinga alle graduatorie esistenti. Ma vediamo adesso qual è la situazione proprio nel pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Queste immagini sono state girate davanti al pronto soccorso di Cosenza. In fila, ambulanza in fila. Come vedete, ci sono ambulanze in fila, una dietro l'altra, in attesa di trasportare i pazienti all'interno degli ospedali. Questo video testimonia il lavoro incessante che svolgono autisti e infermieri, in servizio nelle ambulanze, in transito per le strade della provincia di Cosenza giorno e notte. Dici trovati un parcheggio, non so dove. Ma troviamo un parcheggio. Anche a loro va detto grazie per ciò che stanno facendo. E intanto il sindaco di Cosenza, alla luce di quanto accade in queste ore proprio nel pronto soccorso dell'Annunziata, ha chiesto un ospedale da campo e da lunedì ha annunciato che chiuderà le scuole per una settimana. Ha chiesto di istituire un ospedale militare da campo per fronteggiare l'emergenza vissuta in queste ore nel pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Il sindaco Mario Occhiuto, che fa sapere attraverso una nota come la situazione non è più sostenibile e richiede soluzioni immediate e non più rinviabili. Sono circa una cinquantina i pazienti positivi al Covid ammassati nei locali del pronto soccorso e nelle ambulanze. Occhiuto si dice molto preoccupato per le condizioni in cui versa l'ospedale. I medici e gli infermieri mi segnalano gravissime difficoltà, importante l'intervento dell'esercito, oppure, ha detto ancora Occhiuto, bisogna ragionare sull'utilizzo dei locali dell'IRCA, struttura sanitaria che potrebbe rivelarsi utilissima in questa fase. Il sindaco di Cosenza, dopo un confronto con il dirigente Antonio Belcastro, ha annunciato di essere inoltre pronto da lunedì prossimo a chiudere le scuole per procedere alla loro sanificazione, in attesa che la Regione e le ASP si organizzino per processare i tamponi e consentire ai ragazzi della scuola primaria di riprendere le lezioni in presenza. Il sindaco poi ha sottolineato che non possono essere i ragazzi a pagare per le inefficienze di altri e Belcastro ha rassicurato il primo cittadino sulla tempestività delle operazioni. Le materne, elementari e le prime medie, ha annunciato Occhiuto, rimarranno chiuse per 6 giorni, resteranno invece aperti gli asili nido. Intanto c'è stata un'indagine conoscitiva della Procura della Repubblica di Cosenza che ha inviato i NAS proprio nell'ospedale all'ASP per verificare l'organizzazione nella gestione dell'emergenza Covid.
I NAS anche questa mattina sono tornati in ospedale su delega del procuratore di Cosenza Mario Spagnuolo, che ha aperto un fascicolo sui tempi necessari per processare i tamponi, ma anche per verificare l'adozione dei piani Covid da parte dell'ASP e dell'azienda ospedaliera. E così i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità hanno passato al setaccio i reparti dell'Annunziata, il laboratorio di virologia dove vengono processati i tamponi e gli uffici della task force dell'ASP. I militari stanno controllando gli atti prodotti e le indagini epidemiologiche effettuate nel corso delle ultime settimane. Riflettori puntati dunque sui tempi lunghi per accertare la positività o meno al Covid. Del resto la stessa direzione sanitaria dell'ASP aveva già lanciato l'allarme, visto che per processare un tampone servono dai 7 ai 10 giorni. Gli accertamenti sono stati avviati inoltre per verificare se il piano Covid per la Calabria sia stato recepito ed eseguito nel migliore dei modi dall'azienda sanitaria e dall'azienda ospedaliera. Secondo quanto si è appreso, i NAS avrebbero acquisito dei documenti, adesso al vaglio degli investigatori, ma ci sarebbe anche un altro filone che riguarderebbe i costi dei tamponi effettuati nei laboratori privati. Un fronte di indagine molto ampio, dunque, che mira a verificare eventuali criticità nella gestione sanitaria della pandemia. Dicevamo la sanità che arranca, nosocomi che scoppiano e la carenza di spazi e personale comune proprio in tutte le province. Abbiamo visto Cosenza, ma anche al Pugliese Ciaccio è emergenza. Reparti pieni e ospedali in affanno anche a Catanzaro, la situazione è al limite, come ci conferma il virologo dell'ospedale Pugliese Ciaccio Francesco Quintieri. Il reparto che noi abbiamo, il numero di posti letto è naturalmente saturo, dobbiamo cercare in tutti i modi di trovare altre sistemazioni per i pazienti. Ieri sera io ero di turno nel pomeriggio e avevamo praticamente una situazione allo stesso modo drammatica per come è stata descritta al pronto soccorso del nostro ospedale, con i malati che aspettavano di essere sistemati, ma naturalmente non avevamo posti letto, per cui si è deciso addirittura di istituire, tra virgolette, un hobby Covid, nel senso che i pazienti sono rimasti praticamente in pronto soccorso, pazienti ovviamente da ospedalizzare, per cui la situazione è sovrapponibile. Io ieri, insieme naturalmente agli infermieri che lavorano in maniera continua e veramente in maniera importante, abbiamo deciso praticamente di realizzare una stanza dove ricoverare una paziente e l'abbiamo adibita appunto in maniera tale che potesse ospitare questa paziente, naturalmente dotata questa stanza di una presa per l'ossigeno, perché se no non puoi ricoverare praticamente persone in camere non idonee, insomma, ad ospitarle. Prime 64 nuove assunzioni invece adesso nelle ASP calabresi. In Calabria è in arrivo le prime 64 unità per contact tracing, lo ha deciso la Regione. Il delegato del soggetto attuatore per l'emergenza Covid-19, Antonio Belcastro, ha comunicato ai commissari delle 5 ASP e ai vari responsabili dei dipartimenti di prevenzione il primo elenco di medici che hanno optato per una specifica azienda al fine del conferimento del relativo incarico. Nello specifico all'ASP di Cosenza sono state assegnate 17 unità, 4 a Vibo Valentia, 4 a Crotone, 9 a Catanzaro, 14 a Reggio Calabria. Le unità amministrative assegnate all'ASP di Cosenza sono 6, una a Vibo Valentia, così come a Crotone, 3 a Catanzaro e 5 a Reggio Calabria. Ciascuna azienda sanitaria ha comunicato lo scorso 9 novembre il numero delle figure sanitarie, medici, infermieri, assistenti sanitari e tecnici della prevenzione, studenti in disciplina sanitarie da reclutare nell'ambito della ripartizione stabilita. Adesso ci spostiamo invece a Vibo Valentia, dove i sindaci sono scesi in piazza per sostenere la battaglia per dire appunto basta con il commissariamento della sanità. Sanità da terzo mondo, i sindaci in piazza oggi a Vibo per protestare contro il commissariamento che in questi lunghi anni ha solo depotenziato il sistema sanitario calabrese, che con il Covid-19 è al collasso in tutta la regione e nel Vibonese in particolare.
Il 19 la protesta si sposterà a Roma insieme a tutti i primi cittadini della regione. Esiti dei tamponi che tardano ad arrivare, carenze di spazi e personale acuiscono in questa fase di pandemia un sistema già carente. Noi diciamo a livello regionale no al commissariamento, diciamo no al regime commissariale. È una mia opinione, io credo che in questo settore ci sia una sospensione dei livelli democratici nella regione Calabria, perché i calabresi sono stati espropriati dal loro diritto, dovere e potere di autodeterminazione in questa materia. Siamo qui per chiedere provvedimenti incisivi che non possono essere quelli che abbiamo ascoltato in questi giorni, con le polemiche che ne sono nate. Quindi la situazione è abbastanza difficile, soprattutto sotto il profilo del tracciamento, ma in particolar modo anche, prima che del tracciamento, dell'esame dei tamponi, perché i rilievi vengono fatti, poi gli esami arrivano con grande ritardo, tant'è che il mio comune stamattina ha dovuto mandare un elenco di 20 nominativi all'ASP di Vibo, dove scadute le quarantene si era in attesa di tamponi e ancora i tamponi non sono arrivati. Chiaramente non dipende questo da Vibo Valentia, ma da un'organizzazione generale. La situazione del Vibonese è molto complessa, io sono sinceramente molto preoccupato perché la gestione sanitaria sia per i posti letto ma anche per quanto riguarda il processamento dei tamponi e anche l'esito che non è tempestivo provoca due problemi. Un primo problema è nei confronti dei sindaci che non hanno contezza dei casi sul territorio, perché alcuni soggetti hanno degli esiti di strutture private che sono a volte anche positivi e non sono certificati da parte dell'ASP, quindi abbiamo una situazione di ingovernabilità da questo punto di vista. Si parla tanto di nomi, rispettabilissimi questi nomi che si fanno, ma credo che noi abbiamo bisogno di gente che conosce la Calabria, gente capace per bene e ovviamente nomi che si fanno devono essere condivisi con chi conosce il territorio. Vogliamo ribadire che noi esistiamo come sindaci e esistiamo come cittadini, perché anche i cittadini del Vibonese devono avere gli stessi diritti di tutti quanti gli italiani. Adesso un'altra manifestazione, in questa volta del movimento Diamo Voce alla Calabria, è avvenuta a Cirò per una sanità migliore. Siamo stanchi, dicono, di essere commissariati senza ottenere risultati. Noi stiamo manifestando prima cosa per sensibilizzare la gente, il mio vuole essere un messaggio proprio per dire alla gente di svegliarsi, perché siamo stati, io mi sento la prima ad essere stata incosciente per non aver sorvegliato su chi ci doveva governare, perché siamo stanchi di essere commissariati, siamo stanchi di essere presi in giro, di false promesse. I calabresi sono stanchi, finalmente abbiamo l'occasione, non che non ce ne fosse stata prima l'occasione, ma forse non eravamo ancora pronti, c'erano delle situazioni che non ci hanno messo nelle condizioni di poter manifestare così apertamente come stiamo facendo adesso, solo che ormai siamo arrivati proprio al capolino, perché la situazione è veramente tragica. Anni di commissariamento e prima ancora di saccheggiamento di una sanità che ormai è ridotta all'osso, noi diciamo basta, non se ne può più, perché abbiamo diritto alle stesse prerogative e alle stesse cose che hanno nelle altre regioni. Zuccatelli non è assolutamente all'altezza del compito e l'ha dimostrato ampiamente nell'intervista scandalo che stiamo assistendo ad una cosa veramente sconcertante. Una persona che a quei livelli dovrebbe dare il buon esempio suggerisce di non utilizzare le mascherine. Io in maniera istituzionale il giorno dopo che il governo centrale ha dichiarato la Calabria zona rossa, non ho esitato il giorno dopo a scrivere una missiva nel mio ruolo istituzionale al presidente dell'ANCI Calabria e dell'ANCI Giovani Calabria, nella quale chiedevo quali fossero stati i dati alla base della decisione del governo di mettere la Calabria in zona rossa. A quella lettera evidentemente ha avuto il suo seguito, perché è scaturita la convocazione dell'ANCI Calabria di tutti i sindaci della Calabria, che siamo in un sit-in il giorno 19 davanti a Palazzo Chigi a far sentire in maniera istituzionale la nostra voce. Adesso ci spostiamo a Morano, dove un altro sindaco ha deciso la chiusura delle scuole per precauzione sino al termine del DPCM che è in vigore.
Il sindaco di Murano Calabro Nicolò De Bartolo, con propria ordinanza in via cautelativa, ha disposto da oggi 12 novembre fino a giovedì 3 dicembre la sospensione di tutte le attività didattiche presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, consentendo la didattica a distanza. Io penso che questo sia il momento della responsabilità, e siccome ci siamo resi conto di non avere una sanità che eroga salute, le municipalità devono fare tutto quello che è il loro possesso per far sì che in via precauzionale possa tentare di arginarsi il Covid. La chiusura delle scuole è un atto in via precauzionale deciso non solo da me ma dalla conferenza dei capigruppo consiliari all'unanimità, perché riteniamo sia necessario proteggere i nostri bambini da eventuali esposizioni al virus che ormai circola anche a Murano come in tutta la Calabria e in particolar modo nella provincia di Cosenza. Agli alunni portatori di disabilità e o con problemi di apprendimento è permessa la frequentazione dell'istituto previo accordo tra la dirigenza scolastica e il nucleo familiare interessato. Lo svolgimento delle attività amministrative interne dipenderanno invece dai provvedimenti del dirigente scolastico, le cui autonome iniziative circa l'erogazione della DAD e dello smart working rimangono impregiudicate. È chiaro che questo è un provvedimento sofferto, ma è un provvedimento che va nella direzione anche di urlare a chi di dovere che abbiamo bisogno di sanità e salute. Non riesco a capacitarmi come un commissario straordinario alla sanità in Calabria in un momento di emergenza epidemiologica venga qui e non rilasci neanche una dichiarazione ai calabresi che la meritano. Io penso che Zuccatelli debba andare a casa così come è tornato. Confido molto nella unione dei sindaci calabresi che saranno a Roma il 19 per poter manifestare in maniera pacifica ma in maniera ferma questo disagio che ormai esiste. Mi auguro che questa unione sia un'unione che possa continuare nel tempo per analizzare i problemi della salute ma anche altri tipi di problemi. Adesso vi raccontiamo la protesta dei medici di base che dicono non abbiamo dosi di vaccino anti-influenzale sufficienti per far fronte alle richieste dei tanti pazienti. Continua a slittare con consegna a macchia di leopardo e solo a piccole dosi la campagna del vaccino anti-influenzale in Calabria. Se da una parte c'è l'invito della comunità scientifica di aumentare la copertura vaccinale per proteggere le categorie più deboli, dall'altra c'è la cruda quotidianità di medici di base e farmacisti che denunciano l'assenza di vaccino e che sono costretti ogni giorno a dire no ai cittadini. A Catanzaro hanno consegnato ad oggi quasi 20.000 dosi, ne rimangono 9.500. A Reggio Calabria hanno consegnato tutte le dosi e i medici hanno fatto tutte quante le dosi. A Cosenza invece c'è veramente una situazione critica. Di fatto non abbiamo vaccini. Chi si vuole vaccinare perché fa un lavoro particolare, è a contatto con il pubblico o quest'anno vuole vaccinarsi perché magari non l'ha mai fatto e vuole una maggior sicurezza per poi non cadere nel panico, non può farlo. Non può farlo perché i vaccini non ci arrivano. Abbiamo chiamato le aziende, abbiamo cercato di ovunque avere dei contatti per poter avere delle dosi vaccinali, per il momento non c'è nulla da fare, è arrivata comunque una comunicazione dove ci dicono che arriveranno delle dosi, ma sicuramente per quello che pensiamo non basteranno a coprire la popolazione. Noi avremmo dovuto avere un 1,5% delle dosi totali. E niente, questi vaccini non sono mai arrivati. Ci troviamo in una condizione che il soggetto a rischio non ha il vaccino. Ora che arriverà il picco dell'influenza normale, se qualcuno la prende si avrà ancora più panico nell'andare a capire se poi effettivamente è un'influenza normale o è un'influenza da Covid. I medici di base si trovano quest'anno a reggere un'ondata di richieste di vaccini almeno doppia rispetto all'anno scorso, anche se sembra che all'orizzonte ci sia un barlume di speranza, ma questa basterà? So dal dottor Marino che saranno consegnati un altro slot di vaccini, sarà consegnato giorno 16, però capisce che siamo al 16 novembre e noi medici di famiglia siamo pronti dal 1° ottobre. Sicuramente non siamo in grado, da quello che posso percepire, di avere una copertura totale come speravamo di avere
da quello che doveva essere una delle più grandi campagne di vaccinazione e che invece non è stato. Adesso parliamo invece di Poste Italiane, perché dopo il nostro servizio sui disagi all'Appano dovuti proprio alla limitazione dell'orario di apertura dell'ufficio postale, evidenzia che si tratta di una misura temporanea legata proprio all'emergenza sanitaria in atto. Dopo la protesta dei cittadini di Lappano che lamentano disagi per l'apertura dell'ufficio postale solo 3 giorni a settimana, arriva la replica di Poste Italiane che ricorda come le razionalizzazioni siano state disposte con l'obiettivo di contenere la diffusione del Covid-19 a tutela della salute di cittadini e lavoratori. Gli abitanti del piccolo centro della Presila Cosentina hanno evidenziato che nei giorni di apertura dell'ufficio postale si creano lunghe file con rischio di assembramento, soprattutto nei giorni di pagamento delle pensioni. Ebbene, Poste Italiane ricorda che la riduzione dell'orario di apertura della sede di Lappano si configura come una misura straordinaria e temporanea legata all'emergenza sanitaria in corso e sin dall'inizio della pandemia si è provveduto su tutto il territorio ad anticipare l'erogazione delle pensioni, consentendone il pagamento in circolarità, vale a dire in tutti gli uffici postali. Nelle immediate vicinanze di Lappano, continua la nota di Poste Italiane, è operativa la sede di Robito aperta da lunedì e venerdì fino alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, dotato di ATM dove è possibile prelevare contanti ed effettuare altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Certo, per molte persone anziane non è semplice spostarsi in altri comuni oppure utilizzare le postazioni ATM. Il disagio c'è, ma si tratta di un disagio temporaneo, legato dunque all'emergenza sanitaria. Ci sono sempre meno passeggeri sugli autobus che viaggiano vuoti, l'allarme è dell'Amaco che dice le nostre casse sono vuote. Gli autobus del trasporto pubblico urbano viaggiano ormai quasi del tutto vuoti. Lo avete notato? Alle fermate non c'è più nessuno in attesa. Il perché è presto detto. La gente ha paura di poter restare contagiata. Abbiamo fatto un salto nella sede dell'Amaco per sentire cosa si è fatto per la sicurezza a bordo. Gli autobus vengono sanificati ogni giorno. A bordo di ogni autobus ci sono le indicazioni per l'utenza su cosa fare e cosa non fare. Dopodiché purtroppo noi non abbiamo altri poteri perché non possiamo far scendere le persone dagli autobus, non possiamo inibire l'accesso all'autobus a chi ha un titolo di viaggio, un po' perché c'è un grande garbuglio dal punto di vista giuridico e un po' perché ci manca il personale per farlo. Ma comunque, certo, in questo periodo di assembramenti a bordo non ce ne sono. Adesso naturalmente si è azzerata l'utenza delle scuole, che i nostri utenti sono per lo più studenti, anziani e persone che non dispongono dell'automobile e quindi naturalmente abbiamo rinunciato a una fetta importante dell'utenza. Dal punto di vista economico questo per noi è un disastro. Un disastro che si ripercuoterà prima o poi anche sul servizio, perché diventerà un problema avere mezzi nuovi ed efficienti. L'Amaco può contare su 50 autobus per il servizio di linea, per il TPL, sono gli autobus rossi che girano tutto il giorno in giro per Cosenza. Diciamo che noi quanto al numero di autobus vanno bene, perché per noi per il servizio ordinario ce ne servono 39. Il nostro vero problema è che avremo bisogno di autobus più nuovi. Ne abbiamo appena comprati 5 col cofinanziamento della Regione, 2 li abbiamo comprati con risorse nostre, avremo bisogno di sostituirne altri 5 e speriamo che arrivi qualche finanziamento che ci aiuti a farlo. Adesso vi mostriamo delle immagini di un incendio che è divampato proprio nel tardo pomeriggio sul tetto della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Non si hanno notizie circa l'origine, ma dovrebbe trattarsi di un fatto accidentale. L'allarme sarebbe stato dato da alcuni passanti che hanno visto appunto del fumo. Sul posto sono intervenuti, come vedete, i vigili del fuoco che con un'autoscala sono saliti sul tetto proprio per intervenire e verificare quanto accaduto. Sono intervenuti anche gli agenti della Questura e della Polizia Scientifica che stanno verificando proprio sulle cause di questo incendio. Ancora la cronaca ci porta a Bianco nel Reggino, dove si sono costituiti ai carabinieri padre e figlio ricercati per l'omicidio avvenuto lunedì in cui ha perso la vita Salvatore Pangallo ed è stato ferito il padre Costantino.
I carabinieri hanno risolto il caso dell'omicidio di Salvatore Pangallo, avvenuto lunedì nelle campagne di Bianco in provincia di Reggio Calabria. Ad uccidere il 25enne di Africo Santoro e Pietro Favasuli, padre e figlio di 62 e 23 anni. L'omicidio ha origine nei dissidi continui tra i tre provocati da questioni di interesse. Una situazione degenerata lunedì è sfociata in una reazione dei due che ha portato alla morte. Un omicidio di impeto che ha al momento 2 indagati con lo stesso capo di accusa. Le indagini continuano infatti per ricostruire la definitiva dinamica. Si ritiene che ad uccidere sia stato uno tra padre e figlio, un particolare non di poco conto. Dopo aver colpito Pangallo, i 2 Favasuli si sono dati alla fuga, ma i carabinieri della compagnia di Bianco, della locale stazione e i loro colleghi dello squadrone eliportato cacciatori hanno avviato un'attività di ricerca massiccia che ha indotto i 2 dopo qualche giorno a costituirsi. Santoro e Pietro Favasuli si sono consegnati ai carabinieri a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Ascoltiamo adesso il capitano Luigi Garrì, comandante della compagnia di Bianco. Si chiude con oggi un'attività di indagine imponente durata oltre 3 giorni che ha avuto inizio dall'omicidio che si è verificato nelle campagne di Bianco lunedì mattina. È stata un'operazione complessa che ha visto la partecipazione e lo sforzo corale di numerose articolazioni dell'Arma dei Carabinieri. Tra queste le stazioni dell'Arma Territoriale sono state affiancate in una stretta sinergia dai cacciatori di Calabria, dal nucleo elicotteri di Vibo Valentia, ma anche dalle aliquote di primo intervento, nel setacciare il territorio palmo dopo palmo alla ricerca dei responsabili. Adesso vediamo come hanno chiuso le borse. Chiusura negativa per le borse europee, in linea all'andamento debole di Wall Street. I timori legati all'impatto del peggioramento della situazione pandemica hanno appesantito il sentiment degli investitori, preoccupati dagli effetti delle nuove misure per contenere la diffusione del virus. Impatti che ancora non si vedono sui dati macroeconomici. Oggi sono stati infatti diffusi dati sulle richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione in USA, pari a 709.000 unità rispetto alle 731.000 previste dal consensus e alle 757.000 della rilevazione precedente. I prezzi al consumo degli Stati Uniti d'ottobre hanno mostrato una variazione flat su base mensile rispetto al più 0,1 atteso dagli analisti al più 0,2 del mese precedente, mentre su base anno hanno segnato un più 1,2% e più 1,3% il consensus. In questo clima di incertezza, il FTSE MIB di Milano ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,8%, in calo anche il CAC 40 di Parigi a meno 1,5%, il DAX di Francoforte a meno 1,2%, l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,8% e il FTSE 100 di Londra a meno 0,7%. Nel frattempo sul Forex il cambio euro-dollaro è risalito sopra quota 1,18 e il dollaro-yen in discesa a 105,1. Tra le materie prime il rialzo le quotazioni del greggio con il Brent a più 0,6% a $44 e il VTI a più 0,9% a $41,8. Nel comparto obbligazionario il BTP Bund si attesta a 122 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,69%. Tornando a Piazza Affari, il Rosso Pirelli a meno 6,5% all'indomani della diffusione dei risultati trimestrali. Vendite anche su Leonardo a meno 2,7%, Banca Mediolanum a meno 2,4%, Exor a meno 2,2%, FCA a meno 2,1%. Il rialzo invece Poste Italiane a più 3% dopo i conti. Bene anche Era e Amplifon a più 1,7%, Telecom Italia e Nexi a più 1,5%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. In un quadro complessivo dominato ancora dall'alta pressione al suolo, il transito di una debole saccatura in alta quota produrrà un debole peggioramento caratterizzato da nuvolosità sparsa accompagnata da pochissime piogge. Domani nuvolosità variabile con possibilità di poche isolate deboli piogge sui versanti tirrenici e zone interne del Cosentino e Catanzarese. Temperature minime in lieve aumento nelle zone interne, massime stazionarie o in lieve diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani mari ancora quasi calmi o poco mossi, venti ovunque deboli, in prevalenza dai quadranti orientali sul Tirreno, di direzione variabile sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche
Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.